È morto per le complicazioni di un incidente avvenuto martedì scorso Leonardo Scarel, ginnasta 21enne della ginnastica triestina e diplomato al Nautico di Trieste. Banda di 3 uomini armati di coltello rapina la tabaccheria di via Vergerio, sotto shock il titolare 80enne, sul caso indaga la Polizia di Stato. 24enne marocchino disperso in mare in Porto Vecchio, stop alle ricerche mirate sulle 24 ore, si procede solo durante l'operatività delle motovedette. Dalle cooperative sui migranti c'è solo lotta politica, attacca Fedriga sullo sgombero del Silos a Trieste, incredibili gli attacchi alla prefettura per cui lavorano in appalto. Bagarre in Consiglio Comunale per la commissione sull'amianto saltata, PD e 5 Stelle accusano la maggioranza di non essere interessati al tema. Il raduno degli alpini del Triveneto in diretta su Tele4, sabato sera dalle 20:30 e domenica la sfilata a partire dalle 7:30. Promozione in A1 della pallacanestro Trieste, lunedì sera dalle 18:30 la festa celebrativa con squadra e tifosi in Piazza della Borsa. Buonasera e ben trovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. È deceduto in ospedale il 21enne Leonardo Scarel, che martedì scorso era stato vittima di un brutto incidente stradale mentre tornava a casa dopo una visita ai nonni. Il ragazzo si era diplomato al Nautico di Trieste ed era anche stato un atleta della ginnastica triestina al servizio. Non ce l'ha fatta Leonardo Scarel, 21enne di Terzo di Aquileia, che martedì 11 giugno era stato vittima di un incidente stradale in via Caiù a Cervignano. La situazione era apparso subito critica al personale sanitario e il ragazzo era stato trasportato d'urgenza in ospedale a Udine in codice rosso, non prima però di essere stato intubato sul posto. Dopo 2 giorni Leonardo si è arreso alle gravissime ferite riportate nella struttura di Udine. Ora i medici stanno valutando l'espianto degli organi come da volontà del ragazzo deceduto, che lascia la mamma Silvia, il papà Maurizio, gli zii, i cugini e i nonni. Proprio quei nonni dai quali stava tornando il giorno dell'incidente. Stava rientrando a Terzo di Aquileia, dove viveva attualmente con i genitori. Leonardo Scarel si era diplomato al Nautico di Trieste e stava effettuando uno stage a Brescia in un'azienda produttrice di motori per aerei. Era stato anche un bravissimo ginnasta nella disciplina della ginnastica artistica, dove aveva vinto il campionato regionale ed era stato campione italiano al Trofeo delle Regioni. I carabinieri stanno continuando le loro indagini e pare che alla base della perdita del controllo del mezzo possa esserci stato proprio il maltempo, con l'improvviso temporale scoppiato e la scarsa visibilità creatasi in maniera repentina che abbiano reso difficoltosa la guida della sua Fiat Punto, la quale ha terminato tragicamente la sua corsa contro un albero. In attesa dell'espianto degli organi non è stata ancora decisa una data per il funerale, quello che sarà l'ultimo saluto a Leonardo Scarel. La Polizia di Stato è alla caccia dei 3 rapinatori che hanno minacciato e rapinato con un coltello il tabaccaio di via Vergerio a Trieste. 1.000 euro il bottino del colpo. Sono entrati in tabaccheria armati di coltello e lo hanno puntato addosso all'esercente. L'uomo, un signore di 80 anni, è stato costretto a consegnare l'incasso di 1.000 euro. Poi i rapinatori si sono dileguati. Il grave fatto di cronaca è avvenuto mercoledì pomeriggio alle 17 nella tabaccheria di via Vergerio. Una giornata come tante per l'anziano tabaccaio che insieme anche al figlio gestisce il punto vendita. Ma quel giorno era da solo. Alle 17 sono entrati nel negozio 2 individui. Altri clienti, avrà pensato il gestore, e invece no. I 2 rapinatori hanno estratto i coltelli e hanno puntato la lama contro l'anziano. Fuori una terza persona faceva da palo mentre andava in scena la rapina. Dammi i soldi, hanno intimato i malintenzionati. Il tabaccaio non ha avuto scelta e ha consegnato ai rapinatori circa 1.000 euro in contanti. Intanto però al negozio stavano arrivando altri clienti. Quindi il rapinatore che faceva da palo ha avvertito i suoi che era il momento di fuggire e così è stato. Il tabaccaio, sotto shock, ha chiamato la polizia. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno raccolto la testimonianza di quanto successo. Niente telecamere in tabaccherie, neppure in via Vergerio, ma i rapinatori sono fuggiti percorrendo la strada in discesa e passando vicino alla farmacia all'angolo. Lì le telecamere ci sono e sono proprio le immagini del circuito di videosorveglianza della farmacia che potrebbero dare risposte sull'identità dei rapinatori e sul tragitto che hanno compiuto. Immagini che la Polizia di Stato, che indaga sul caso, sta visionando. Intanto proprio oggi il tabaccaio, vittima della rapina, si è recato in questura per formalizzare la denuncia. Il punto sul caso della motonave Audace: si indaga per il reato di naufragio. Marco Stabile.
La Procura della Repubblica del Tribunale di Gorizia ha dato incarico ai militari della Capitaneria di Porto di Monfalcone, coadiuvati da personale degli uffici circondariali marittimi di Grado e Porto Nogaro, di avviare le necessarie attività di indagine volte a chiarire l'esatta dinamica degli eventi ed eventuali responsabilità in ordine al reato di naufragio. E questo quanto si legge nel comunicato diramato nel tardo pomeriggio dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone. A tal fine, si legge ancora, la motonave Audace è stata sottoposta a sequestro probatorio e sono già in corso da ieri mattina gli accertamenti e le attività di indagine. Parallelamente è stata avviata dai competenti uffici della Capitaneria di Porto l'inchiesta amministrativa prevista dal Codice della Navigazione, volta a chiarire le cause del sinistro marittimo. Questa mattina sull'incidente è arrivato anche il commento del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Intanto ovviamente bisogna guardare anche i termini in cui APT ha dato la concessione, capire quali sono i margini di scelta di APT stessa. Dall'altro però mi auguro che si faccia il prima possibile chiarezza rispetto a quanto avvenuto, perché una causa c'è e bisogna capire se c'è anche un responsabile di questa causa e deve essere fatto velocemente, perché oggettivamente è una cosa inaccettabile quanto è successo. Le ricerche del giovane marocchino disperso in mare in Portovecchio proseguiranno, ma solo nel corso della normale attività della motovedetta della Capitaneria di Porto. Il dispositivo d'emergenza mirato è stato sospeso dopo 3 giorni senza esito. Sentiamo. Si tuffa in acqua nel bacino del Molo Quarto, fa una quindicina di bracciate, poi annaspa con un evidente movimento d'acqua e scompare dalla vista. Ecco cosa si vede nelle immagini del circuito di sorveglianza del Portovecchio reperite dalla Capitaneria di Porto. Un video a bassa definizione, va precisato, girato nella notte fra lunedì 11 e martedì 12 giugno mentre pioveva, ma sufficiente ad avvalorare la scomparsa del 24enne marocchino Ayoub Laklalki. Nel bacino ci sono 2 telecamere posizionate sulla facciata di uno dei magazzini ex maneschi di proprietà del comune di Trieste e dove sembra vivesse il giovane senza tetto nell'ultimo periodo. Dopo 3 giorni di ricerche senza sosta e senza esito, ora il dispositivo di emergenza è stato sospeso. Le ricerche proseguono nell'ambito della normale operatività delle motovedette. Va evidenziato peraltro che i moli del porto sono caratterizzati da cavità e rientranze sottomarine, dunque il corpo potrebbe essere anche finito per incastrarsi sott'acqua a seguito della spinta delle correnti. In quel bacino sfocia anche il torrente Chiave. Ayoub non ha i genitori, la madre è morta quando aveva 15 anni, mentre il padre qualche mese fa. Poi il ragazzo avrebbe iniziato a bere e forse proprio l'eccesso di alcol combinato a un crampo mentre nuotava potrebbero essere le cause della sua scomparsa. Gli amici del giovane, probabilmente anche loro senza tetto, sono scappati dopo l'accaduto. Sul posto è rimasta solo una giovane triestina che ha dato l'allarme. La bora, la pioggia e la scarsa visibilità dell'acqua hanno reso difficili i soccorsi e pure l'azione delle telecamere subacquee della Saipem. Resta aperta l'indagine della questura sulle frequentazioni del giovane. Un duro sfogo del Presidente della Regione Fedriga riguardo il tema dello sgombero del Silos. Lo sentiamo nell'intervista raccolta da Bernardo Gulotta. È duro il commento del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga contro quelle cooperative e quegli esponenti politici che in questi giorni criticano governo, quindi prefettura e comune, per la scelta di sgomberare il Silos, bonificarlo e sigillarlo. Allo sgombero seguiranno alcuni trasferimenti dei richiedenti asilo in altre città e la predisposizione degli spazi del campo scout di Camposacro per le persone che rimarranno nel territorio comunale. L'argomento è molto attuale e sensibile in città per le numerose vicende che riguardano la fatiscente struttura accanto alla stazione centrale, che a cicli rientra a far parte della cronaca cittadina quando si parla di immigrazione, argomento affrontato ieri anche dal Vescovo Trevisi. Quello di Fedriga, come detto, è un commento politico a difesa della progettualità della prefettura. Mi sembra una situazione alquanto particolare. Tutti dicevano una vergogna al Silos, che c'è il Silos, viene sgombrato il Silos, non si può più sgombrare il Silos. Non vorrei che qualcuno avesse marciato e volesse continuare a marciare sulla questione Silos. Noi l'abbiamo risolta, oltretutto altrettanto particolare perché è una questione che c'è, mi sembra, da tanti anni, anche con governi di colore politici diversi dall'attuale, cioè di centrosinistra, e nessuno aveva mai sollevato il problema in modo così importante. Oggi noi lo risolviamo, il prefetto e il governo nazionale lo risolvono e viene detto che non va bene che sia risolto.
Ecco, vorrei capire un po' di cose. Quindi l'affondo contro quelle cooperative che, secondo il governatore, svolgono militanza politica permanente. Poi vedo che ci sono veramente delle cooperative che accolgono i migranti che sono diventate diciamo una militanza politica perenne. È un po' strano. La prefettura garantisce l'appalto a delle cooperative che a loro volta attaccano la prefettura in modo vergognoso, anzi ringrazio il prefetto Signoriello, facendo militanza politica. È un po' strano, cioè qualcuno dovrebbe guardarci, è un po' strano che questo avvenga, non ho mai visto una situazione del genere. Io voglio vedere se ci fosse un'azienda qualsiasi privata che prende un appalto pubblico e comincia a incentivare manifestazioni o altre proteste per dire come chi gli dà l'appalto deve dargli soldi e come devono gestire l'appalto. È una cosa fuori da ogni logica di correttezza, almeno di correttezza politica. Stasera Ring alle 21:10 con Marco Stabile, ecco i suoi ospiti, Federico Monti adesso Trieste, Lorenzo Giorgi di Forza Italia, Giorgio Sclip lista Russo, Marcello Medau di Fratelli d'Italia. Poi un approfondimento alle 22:30 insieme ad Alessandro Coretti, il nuovo sindaco di San Dorligo della Valle e Dolina. Guardiamo le prossime immagini che parlano della storica Luminosa che ormai è di fatto un ricordo. Trieste dalla addio alla Luminosa in via Carducci, è iniziata praticamente questa mattina la demolizione, quindi gli operai sono al lavoro, avevano allestito il cantiere dei giorni scorsi e adesso hanno dismesso sostanzialmente la struttura. Diverse le reazioni ovviamente della popolazione che sapete come ricorda ovviamente questo storico anche punto di incontro dei triestini stessi. Nell'area di pertinenza della Luminosa verrà sistemato materiale drenante simile a quello utilizzato per le aiuole attorno agli alberi. A quel punto arriverà in via Carducci a porzioni la nuova Luminosa che verrà poi fissata. Diverse parti verranno assemblate e infine si passerà all'installazione vera e propria della nuova struttura. Ieri mattina è saltata la commissione consigliare che aveva a tema diverse mozioni presentate dall'opposizione, quali le problematiche riguardo l'amianto e le malattie rare a causa dell'assenza del centrodestra, motivo che ha fatto scattare l'ira della minoranza al servizio. Sono state diverse nel tempo le frizioni che si sono registrate fra maggioranza e opposizione nelle commissioni consigliari. Oggi un nuovo capitolo che in realtà non ha visto contrapposizioni poiché il centrodestra comunale più semplicemente non ha preso parte alla commissione odierna che aveva all'ordine del giorno una serie di mozioni presentate dalla minoranza già da diverso tempo e per cui, vista l'assenza di buona parte dei consiglieri, non ha avuto luogo con tanto di stizza da parte delle presenti. Il mio commento è che se si convoca una commissione consigliare, la prima in questo caso in cui devono essere trattati argomenti importanti, in questo caso poi c'erano plurime mozioni, peraltro già rinviate in un'occasione e non ci si presenta nell'aula del Consiglio, può significare solo una cosa, che c'è totale disinteresse al merito delle questioni e mancanza di rispetto anche nei confronti dei consiglieri comunali dell'opposizione, nonché delle persone, del pubblico partecipante interessato al merito delle questioni. Noi abbiamo presentato a fine febbraio una mozione con richiesta di carattere d'urgenza che è stata negata, dovevamo discuterla la scorsa settimana, dovevamo discuterla ancora oggi, una mozione che doveva essere presa appunto al volo a fine febbraio che sta diventando carta straccia e ancora di più il Consiglio Comunale di Trieste, la maggioranza di Trieste decide di non discuterla in una contraddizione profondissima anche perché a metà maggio se non sbaglio è stata fatta una mozione unica in Consiglio regionale in cui maggioranza e opposizione chiedevano al governo la discussione del nuovo fondo amianto. Certo che è assolutamente inaccettabile e imbarazzante il disinteresse per un argomento di questo genere. Avevo intitolato la mozione "Basta essere pazienti", richiamando quella che era la petizione a livello nazionale perché tutti i malati delle malattie rare stanno sollecitando perché vengano fatti questi interventi. Insomma, basta essere pazienti anche qua a Trieste per queste situazioni, per l'assenza, per il disinteresse. Spostiamoci un attimo a Muggia, vediamo la notizia che c'è sul giornale. Mare inquinato a Muggia, interdetta la balneazione. Il tratto interessato dallo stop riguarda 2 punti del lungomare Venezia, valori di enterococchi intestinali e di Escherichia coli oltre i limiti di legge.
Il consigliere comunale di Noi Moderati Mirko Martini, che è anche presidente della prima commissione consigliare, ha spiegato i motivi che hanno portato al sostanziale annullamento della seduta. Avete appena visto nel servizio appena andato in onda. Sentiamo. Capiamoci quello che è accaduto ieri, perché io ero presente, perché sono il presidente di quella commissione. Quella commissione è stata fatta in un orario particolare, perché la prima commissione di solito si fa il giovedì alle 12, è stata fatta il giovedì alle 9 perché il sindaco aveva delle necessità per la sua agenda, è stata spostata. Poi il sindaco, povero, non stava bene, non possiamo fargliene una colpa, cioè se uno si ammala non è che se la vuole, cioè ha l'influenza, deve passargli, non possiamo fare altro. Questi non è che stavamo discutendo di questo e avremmo risolto il problema di quello in quella commissione, semplicemente la si rimanda magari di un poco, però comunque si parla dei temi e comunque si lavora per la città. Quindi verrà riproposta la commissione per i temi? Sì, quella commissione la si deve fare, verrà riproposta al più presto, ne abbiamo già un'altra di commissione in calendario, bisogna semplicemente riconvocarla. Ricordiamo che la prima commissione ha una peculiarità particolare, cioè agisce rispetto alle altre commissioni in maniera residuale. Oltre ad avere le sue competenze specifiche, ha anche la competenza residuale, cioè tutto ciò che non è affrontabile dalle altre commissioni viene messo nella prima e quindi viene dato al sindaco. Roberto Di Piazza lavora tantissimo per questa città, dalle 7 di mattina alle 11 di sera, e quindi si trova molte volte a venire in commissione anche in maniera molto, molto rapida, e questa volta è andata così. No alla privatizzazione dell'asilo nido di Roiano, i sindacati hanno illustrato un documento che smonterebbe la delibera del Comune di Trieste, sentiamo. Noi diciamo no principalmente perché non è giusto che il Comune esternalizzi un servizio core, quindi proprio del Comune, esternalizzi quindi questo servizio. Questo è anche un nido che viene costruito con soldi pubblici e quindi non è corretto secondo noi che venga dato ai privati. Continua la battaglia delle sigle sindacali contro le politiche del Comune di Trieste. No alla privatizzazione dei servizi educativi che devono rimanere pubblici e accessibili a tutti. E il nuovo asilo di Roiano è il simbolo di questa protesta. Una delle cose principali che noi contestiamo è che quando si dice comprimiamo i costi, l'unica compressione dei costi che è possibile fare è riducendo i diritti sia salariali che contrattuali delle persone che lavorano e poi più a lungo termine anche i diritti delle famiglie, perché è chiaro che quando non ci saranno più i nidi pubblici, senza questo effetto calmierante del pubblico, le rette sono destinate a salire. Ma c'è di più, i sindacati sottolineano come, stando al personale disponibile ad ora, l'asilo nido di Roiano potrebbe aprire ed essere gestito con soldi pubblici. Delle lavoratrici e dei lavoratori che potrebbero essere stabilizzati, ci sono anche persone nelle varie graduatorie da cui si potrebbe attingere, quindi è proprio una scelta, perché è una scelta questo del Comune, non un obbligo, che non ha secondo noi nessun senso. Abbiamo fatto questo documento che abbiamo chiamato Smonta Delibera, che proprio punto per punto smonta quanto viene detto nella delibera proposta dal Comune. Infine il tentativo di conciliazione tra le parti avvenuto in prefettura ha lasciato i sindacalisti amareggiati e delusi dal comportamento ottenuto dal Comune di Trieste. Il Comune ha mandato una dirigente a confrontarsi con noi e si è presentata dicendo che non ha alcun titolo per conciliare. E quindi noi pensiamo come ci può essere una mancanza di attenzione così forte davanti a 7.000 firme contrarie che sono state già assunte da noi sindacati contrari a questo provvedimento di esternalizzazioni e a 5 circoscrizioni comunali su 7 che hanno votato no.
Sabato sera dalle 20:30 alle 23:30 e domenica dalle 7:30 alle 13:30 Tele4 trasmetterà in diretta il raduno degli alpini del Triveneto che si tiene a Bibione. Le penne nere quindi tornano a sfilare e Tele4 ovviamente è sempre presente come appunto tutte le reti media nord-est. Posizionati in Piazza Verdi i primi bottini tecnologicamente avanzati. Vediamo. Assessore Babuder, installata la prima batteria intelligente, compattante, che riduce il rifiuto e quindi aumenta il volume di capienza di queste batterie del centro città. Sostituiranno i politici questi cestini intelligenti, è la presentazione di uno dei primi progetti che sono sostenuti con fondi europei, PNRR, assieme al gestore Agegas APS AMGA. Verranno collocate oggi la prima, nei successive settimane ulteriori 81 cestini nel centro storico e questo è il primo ovviamente di una serie di innovazioni tecnologiche che coinvolgeranno la cittadinanza e l'amministrazione comunale nel conferimento dei rifiuti. Cestini dei rifiuti tecnologici dotati di pannelli solari che permettono l'autonomia energetica per compattare i rifiuti e quindi ridurre il volume occupato dagli stessi. Una capienza che passa da 125 litri a potenziali 840. I primi 3 bottini sono stati presentati oggi in Piazza Verdi dall'assessore al territorio Michele Babuder e dal direttore dei servizi ambientali di Agegas APS AMGA Massimo Buiatti, ma in totale saranno 81 quelli distribuiti nel centro cittadino, 27 batterie in tutto. E si tratta di apparecchi smart che invieranno i dati di riempimento alle sale controllo dell'azienda. Sono anche contenitori che andiamo a mettere in campo, che si sviluppano in una logica di digitalizzazione e di efficienza, sicuramente un'efficienza che è figlia del fatto che questi contenitori sono sempre connessi al cloud, quindi sono sempre connessi alla control room e quindi è chiaro che gli svuotamenti possono essere fatti in modo efficiente solo quando abbiamo effettivamente i contenitori pieni. Qual è la percentuale oggi della raccolta differenziata e qual è l'obiettivo? Allora oggi Trieste alla fine del 2023 ha una raccolta differenziata che si assesta al 46% circa e quindi con tutti questi progetti che stiamo mettendo in pista insieme al Comune di Trieste vogliamo portare questa raccolta differenziata al 2027 a oltre il 63%. Ci fermiamo per la pubblicità ma torniamo fra poco, state con noi. Ed è stata inaugurata oggi la 13ª edizione di Mare Nord-Est. Vediamo. Partita la 13ª edizione di Mare Nord-Est. Grazie a una tensostruttura di 700 metri quadrati e alle attività proposte, da oggi al 16 giugno, con ingresso libero nella cornice di Piazza Unità a Trieste, il pubblico potrà godere dei vari temi proposti, capaci di coniugare sport, cultura, scienza, storia, moda e arte. Come nostra caratteristica da tempo abbiamo sempre prima di tutto tentato di coinvolgere i bambini, perché abbiamo creato una struttura ad hoc dove verranno fatte nella giornata di domenica una serie di laboratori proprio per coinvolgerli e per insegnare già fin dalla tenera età il messaggio di attenzione nei confronti del mare. Ma altre cose importanti ci saranno la premiazione dei nobili della subacquea con il tridente d'oro e poi un bellissimo, anzi vorremmo coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile a partecipare al panel sullo scuttling, questa azione che noi vorremmo fare già da molti anni, che prevede l'affondamento di una nave con l'obiettivo di farne una zona di ripopolamento della flora e la fauna marina, con anche obiettivi di carattere turistico, come è giusto fare in questo caso. La manifestazione sarà caratterizzata quest'anno anche dalla traversata della 3 nazioni, Croazia, Slovenia e Italia, 27 km di bracciate da Punta Salvore a Trieste, che vedrà la partecipazione della campionessa Silvia Boidi e degli atleti dei 2 paesi balcanici. Sì, è stato un caso perché l'anno scorso ero in vacanza qui, li ho contattati per puro caso e ho visto che erano interessati da subito, quindi sono molto onorata di essere qui a questa manifestazione perché veramente è una cosa favolosa che non mi è mai capitata da non agonista. Io nuoto una volta alla settimana in piscina, non sono agonista e spero che mi vada tutto bene perché sono anche in balia di correnti tante volte e per me è tutto fatica doppia, però ci spero, io sono tranquilla nel mare, il mare mi dà forza, fiducia, per me è un gigante che mi avvolge e mi protegge.
Al via Sapori di Friuli Venezia Giulia, l'iniziativa promossa da Fondazione AgriFood in collaborazione con Promoturismo e sostenuta da Despar Nord. Vediamo. Si consolida ulteriormente la partnership tra Despar Nord, Aspiac Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia, e Io sono Friuli Venezia Giulia. Il progetto promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia è gestito da Fondazione AgriFood FVG, nato con l'obiettivo di valorizzare le filiere agroalimentari regionali, informando i cittadini sull'origine dei prodotti e sull'impegno delle imprese sulla sostenibilità, garantendo trasparenza e tracciabilità dei prodotti locali. A questo progetto di sistema aderisce dal 2021 anche Despar Nord, contribuendo attraverso la sua capillare rete di vendita in regione a diffonderne i valori e a essere un veicolo di promozione della qualità e delle peculiarità dei prodotti locali verso il cliente finale, confermando l'alleanza con il territorio per la promozione del Made in Friuli Venezia Giulia, un impegno che l'adesione al marchio collettivo regionale ha consolidato e arricchito, ma che Despar Nord porta avanti da oltre 10 anni all'interno dei propri punti vendita, anche attraverso il progetto Sapori del Territorio, il marchio proprietario dell'insegna dell'Abete, che solo il Friuli Venezia Giulia raccoglie oggi a scaffale oltre 700 referenze microlocali e regionali provenienti da circa 85 produttori. Un connubio che dura da sempre, questa volta abbiamo messo assieme le nostre forze con il progetto nostro che è quello del track che racconta in un percorso itinerante i sapori del territorio. Lo facciamo assieme al progetto Io sono Friuli Venezia Giulia, quindi andremo a raccontare i prodotti e i produttori di Io sono Friuli Venezia Giulia e di Despar all'interno del track. Ci saranno degli chef che andranno a elaborare i prodotti, li faranno degustare, ma l'obiettivo principale è quello di raccontare quante specialità, quante eccellenze abbiamo in questo territorio e come possono essere raccontate in modo assolutamente positivo. E si è celebrato mercoledì 5 giugno presso l'Anonino Distillatori di Ronchi di Percoto a Udine l'annuale giubileo per festeggiare e premiare 292 collaboratori di Despar Nord in Friuli Venezia Giulia, un appuntamento fortemente voluto e organizzato da Despar Aspiac Service, che conta oggi complessivamente oltre 2124 collaboratori nella regione. Lunedì 17 giugno alle 18:30 andrà in scena la festa per la promozione in A1 della Pallacanestro Trieste in Piazza della Borsa. Momenti in cui 6.000 del Palatrieste vedono la terra promessa. Trieste torna in A1! Una città, una squadra, un solo cuore. E questo è il titolo della serata celebrativa dedicata alla promozione della Pallacanestro Trieste in A1. Un successo conquistato con le unghie e con i denti, senza il favore dei pronostici, ribaltando per 3 volte il fattore campo. La post-season della Pallacanestro Trieste è una di quelle storie che sembrano scritte per diventare una serie Netflix, scrive la società. Chissà se già preannunciando velatamente una sorpresa. Una squadra che cambia pelle quando la situazione lo richiede, in grado di conquistare i playoff con 9 vittorie e una sconfitta, che centra l'obiettivo della promozione dopo un solo anno di permanenza in A2. E dunque, per concludere la stagione, la Pallacanestro Trieste invita tutti i suoi tifosi e tifose lunedì 17 giugno a partire dalle 18:30 in Piazza della Borsa per l'evento Una città, una squadra, un solo cuore. Un momento di incontro in cui i ragazzi di coach Jamion Christian, lo staff, la dirigenza saluteranno i propri sostenitori. Per l'occasione sarà allestito, grazie alla collaborazione con Promoturismo e FVG, un track video in piazza che permetterà a tutti di assistere ai saluti della squadra. Avanti con lo sport, un talento ungherese nel motore in vista della stagione 24-25. La squadra di Serie A1 maschile della pallanuoto Trieste si rinforza con l'innesto di Tamas Sedmaier, attaccante di posizione 1 e 2, che con la società sponsorizzata Summer & Co Shipping ha sottoscritto un contratto annuale. È nato a Budapest, classe 95, fino al 2021 ha indossato la calottina bianco-verde del Ferencváros, il club più blasonato della waterpolo magiara. Ha vinto anche la Champions League nel 2019 in finale, battuto l'Olympiakos, la Supercoppa europea nello stesso anno, 2 scudetti, 3 volte la Coppa di Ungheria. Ancora sport, parliamo di mercato, parliamo di Triestina, il punto della situazione.
Diversamente dall'anno scorso, quando la nuova proprietà della Triestina si insediò a estate già ben cominciata e dovette correre per la costruzione della rosa della prima squadra, ma anche dei componenti dello staff, quest'anno la pianificazione del mercato e di ogni aspetto che riguardi il campo è già incominciata, a partire dall'allenatore Michele Santoni, su cui la società ripone grande fiducia. La scelta che abbiamo fatto in questa direzione sicuramente per cercare di trovare qualcosa di nuovo in un calcio di Serie C che dimostra comunque una tipologia di calcio che è sempre quella. Okay? Chi ha fatto la differenza quest'anno è stato il Mantova, che ha dimostrato che si può vincere una Serie C producendo un calcio di altissimo livello. Ancora presto per annunciare nomi di giocatori che faranno parte del gruppo nella prossima stagione, ma il lavoro del club è già partito per ricercare quei giocatori che saranno utili alla causa. E sarà una causa che probabilmente vorrà guardare anche quest'anno alle vette del campionato, nonostante qualche settimana fa era stato ribadito che il mercato sarebbe stato oculato, non per questo economicamente povero, bensì mirato a quegli elementi che possono rafforzare la squadra o puntellarla, visto che per forza di cose dell'elenco di calciatori che hanno chiuso questa stagione ci saranno diversi che si accaseranno altrove o rientreranno dai prestiti nei rispettivi club. Dal punto di vista del mercato qualcosa è già stato fatto, sicuramente ci stiamo muovendo, si stanno muovendo da parte sportiva con molto anticipo rispetto all'anno scorso, quindi la progettualità che porta vantaggi sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista finanziario, perché si sa che quando si fanno le cose all'ultimo momento non è facile costruire, cioè bisogna spendere molto di più. Stanno analizzando tanti giocatori e l'allenatore in questo momento è coinvolto al 100% in questo tipo di attività e questo è incredibile perché scouting, allenatore e Alex Menta sono sempre assieme e valutano ogni istante, stanno programmando sia il pre-season che la stagione con molta attenzione, quindi siamo tutti carichi. È tutto dal TG di Tele4, rimanete con noi, l'approfondimento arriva fra poco con il nostro Andrea Blau, ci vediamo fra pochi minuti. Buonasera, bentrovati di nuovo insieme, in compagnia con Andrea Blau che arriva nel nostro post TG. Andrea, bentrovato. Bentrovato Gianluca, bentrovati agli amici a casa, buonasera, bentornato. Bentornato. Sì, perché la settimana scorsa non c'ero. Non c'eri. Stavo benissimo in ferie, mamma mia, se stava bene in ferie, e anche se non c'ero e non potevo dialogare con te, ma sai che stavo bene lo stesso. Sì, io non credo, perché secondo me no, non stavi bene, avevi voglia di... Mancava qualcosa. Sì, ti mancava qualcosa, ti mancava qualcosa. Oggi ci porti un argomento che abbiamo già a volte detto, di cui abbiamo parlato, gli influencer, il ruolo degli influencer, ma prima ti volevo chiedere, ma che bella camicia che hai. Hai visto? No, allora... È bellissima, ha una storia questa camicia? Sì, allora, intanto ti ringrazio di avermelo fatto ricordare, o meglio, di darmi il là per questa sorta di provocazione. Allora, siccome questa trasmissione non ha un'interazione come Ring, non ci sono i messaggini, eccetera, diamo un piccolo compito per casa alle persone. Vabbè, sai cosa può arrivare, figurati. Ma sarebbe piacevolissimo. No, gli amici a casa potrebbero, chi lo conosce, messaggiare a Massimo Codarin, conosciuto ospite di Ring, di Sveglia Trieste, eccetera, eccetera, perché ha asserito che io mettevo sempre una camicia quando venivo qua. Io l'ho cambiata apposta per non dargli soddisfazione, quindi sappi, caro Massimo Codarin, che io le camicie le cambio. Un saluto Salutiamo a Massimo, sti politici, veramente, mamma mia. Sì, no, vabbè, siamo messi perdoniamo tutto. Oh Andrea, allora, prenderò i tuoi appunti che mi fanno sempre comodo, comunque sia. Allora, hai scelto di tornare su questo argomento, il ruolo degli influencer. È passata la stagione degli influencer? Come mai questa domanda? Sì, allora, intanto si gioca un poco sul termine influencer-influenza, nel senso passata la stagione dell'influenza o la stagione dell'influencer. Perché? Perché l'influencer, diciamo che è il fenomeno dell'epoca moderna della digitalizzazione, che ha fatto venire un po' fuori un luogo comune, quelle persone che tramite l'utilizzo di piattaforme social hanno fatto i soldi
in maniera un po' facile, mettiamola così. Definiti quelli che non avevano voglia di lavorare, sono diventati i nuovi lavoratori del web. È stata una bolla che è iniziata più o meno, quindi anticipo già un po' il una bolla dell'inizio anni 2000 che è esplosa con l'esplosione dei social e grazie alla possibilità, alla libertà di esprimersi, hanno incominciato a girare quantitativi enormi di video, e in mezzo a questi video c'erano dei video simpatici di persone che erano probabilmente portate a quella forma di comunicazione che nel raccontare loro stessi e la loro vita riuscivano a promuovere qualcosa. Da quel qualcosa si è arrivati a prodotti commerciali e da là l'influencer. Cioè, chi è l'influencer? È quello che ci vogliamo domandare. Bravo, oggi sono preparato. Io guardavo in monitor, dove sta oggi sono foto? Oggi sono preparato, mettiamo la foto. Eccolo. Ma hai chiesto il permesso a questa ragazza di poterla mettere su Tele4? È mia nonna. Ah, carina. Va bene, quindi, va bene. L'influencer, chi è l'influencer? Perché si nomina tanto, ma forse qualcuno non lo sa. È un personaggio di successo popolare nei social network e in generale molto seguito dai media, che è in grado di influire sul comportamento. Mi ha tirato via le note, ma vabbè, non riesco ad andare a memoria. Praticamente influisce sui comportamenti delle persone e in questo caso, parlando di marketing digitale, sui consumi. Questo tipo di comunicazione, cosiddetta comunicazione orizzontale, perché le persone comuni comunicavano della loro vita alle persone comuni, influenzando i loro consumi perché appunto con una loro dote di comunicatori naturale riuscivano ad influenzare il consumo di un prodotto, l'acquisto quindi di un prodotto. In un momento di stanca del mondo pubblicitario le aziende si sono avvicinate a questi personaggi, hanno incominciato a investire su queste persone che sono diventati i cosiddetti appunto influencer, che hanno influenzato per quasi un ventennio abbondante i nostri consumi. Che parte da molto più indietro il concetto di influencer che siamo abituati noi a conoscere, no? Se ne parla molto in questi ultimissimi anni, però già dai primi 2000 tu spiegavi che c'è stata questa evoluzione improvvisa, no? Assolutamente. Beh, in Italia abbiamo forse uno degli esempi più importanti a livello internazionale, che è la Ferragni, che insomma ha avuto un po' di sfortuna nell'ultimo periodo, ma non ci interessa parlare di questo episodio. Più che altro dell'effetto, lei fosse stata l'evoluzione di quella forma di influencer, cioè quelli casalinghi che davano dei messaggi molto semplici, semplicemente facendo dei video di loro stessi mentre facevano qualcosa. Quindi magari di bella apparenza, magari bravi nel parlare, riuscivano a proporre un prodotto commerciale e a farlo vendere. Questo avvicinamento si è un poco, come dire, ha mollato l'efficacia, ha ridotto l'efficacia perché l'engagement, che poi è un termine tecnico che forse anche questo, se riusciamo in pochi secondi a spiegare. Guarda che preparato che sono. È una parola che probabilmente ancora è di derivazione anglofona. Parliamo di coinvolgimento degli utenti rispetto ad un'azienda o un brand, cioè questo influencer quanto riesce a matchare, a far avvicinare al suo messaggio la gente, e il suo messaggio è un messaggio di un brand commerciale, quindi di un'azienda. Ecco, questo avvicinare i clienti al brand è un engagement, quindi si calcola in percentuale, quindi a seconda di quanti contatti riescono a essere fatti, quanti ne arrivano all'azienda, e questo è stato un mercato che in Italia nel 2020 ha portato circa 200 milioni di euro di fatturato. Quindi è un mercato ancora molto fluente, ma incominciamo ad avere qualche scricchiolio, nel senso che questa come dire, stagione dell'influencer sta un po' venendo meno. Perché? Perché i contatti che gli influencer sviluppavano incominciano a diminuire. Perché? Perché adesso stiamo andando anche sull'altra slide, engagement, eccola qua, tasso di coinvolgimento e di partecipazione, poi vengono citati i due social che forse anche come numeri vanno per la maggiore, come click, no? E come insomma, sì, questa è la stessa, perché è la stessa proprietà, no? Instagram e Facebook hanno la stessa proprietà, però mentre Instagram sta perdendo
in fascia di mercato commerciale, Facebook sta maturando un poco. In sostanza, quel messaggio molto casalingo non vale più. Perché? Perché dopo la pandemia c'è stata una concorrenza spietata, cioè durante il Covid a casa tutti facevano video, raccontavano barzellette, fotografavano o facevano il filmato del cane o del gatto che mangiava, insomma c'è stata un'esplosione di messaggi casalinghi. Allora, quello che prima era la novità, una nuova forma di comunicazione, è diventata una banalità, una cosa normale. Quindi o c'è il soggetto che riesce a differenziarsi nel suo comunicare, quindi a fare la differenza, ad essere innovativo, altrimenti le aziende si spostano nuovamente su o testimonial, quindi soggetti sportivi piuttosto che attori, musicisti, oppure il testimonial o l'influencer viene usato solo quando ha una capacità di dare un contenuto diverso, da qua i content creator. Su questo TikTok si è spostato molto in avanti, nel senso che nasce con messaggi di contenuti brevi che hanno favorito questa forma di investimento che le aziende stanno facendo. Però, come abbiamo già detto in questa sede, TikTok ha un grande difetto: non tutela, a detta delle associazioni di tutela dei consumatori, non tutela sufficientemente i minori. Il messaggio che ne esce spesso sono messaggi dannosi nei confronti dei soggetti minori, che sono i più deboli, che devono essere tutelati. Quindi seppur si sta spostando il content creator sulla piattaforma TikTok, è là che trova maggiori difficoltà, perché deve essere controllato. Poi adesso c'è la forma etica che sta prendendo per fortuna il piede, quindi l'etica del messaggio digitale porta ad avere un controllo, e quindi si tende a tutelare di più il soggetto debole e a ridurre il flusso di video che sono poco appetibili. Sono in agitazione, ho visto che ti vedi muovevi. l'orario, guarda Giorgia quanto si arrabbia ai palinsesti. Sono le 20, 21, Lampeggia 56 tutto. secondi, io guardo oltre la camera perché abbiamo l'orologio sopra, quindi lei è molto arrabbiata secondo me, guarda, è già un minuto in ritardo. Hai visto, Andrea? Basta, allora chiudiamo. Dobbiamo qua. chiudere. Andrea Blau, oltre a essere preparato, grazie agli argomenti anche che ci porta, sempre molto simpatico, grazie per essere stato con noi anche stasera. Grazie a voi per avermi ospitato anche questa sera. Argomenti che poi, Gioco Forza, riprenderemo più e più volte. Grazie per averci seguito e ovviamente da parte nostra buona serata.